Io spero che in 2 settimane e mezza finiamo anche gli over 70. Chiusa la partita degli over 80, il 91,4% ha ricevuto una dose, la campagna vaccinale in Veneto procede su 2 fronti. Gli over 70, che sono fatti sia dai medici di medicina generale, sia all'interno dei centri vaccinali, e persone fragili. Questi sono i due target, le due categorie che le aziende stanno vaccinando. Nessun altro target. Sono 1161 su 3008 al momento i medici di medicina generale impegnati nelle vaccinazioni nei propri ambulatori o nei centri vaccinali. Complessivamente 39.000 le somministrazioni fatte dalla categoria. Un gioco di squadra che ha permesso anche oggi al Veneto di confermarsi primo in Italia per le vaccinazioni effettuate. 93,3%, fra l'altro il bollettino non è neanche aggiornato, di magazzino inoculato. Considerate che noi abbiamo parcheggiato Moderna in via Prudenziale 53.000 parcheggiate perché siamo terrorizzati di non averle per i richiami. Intanto domani o giovedì il presidente Zaia, come aveva annunciato nei giorni scorsi, presenterà il macro cronoprogramma prudenziale delle vaccinazioni dei veneti in base all'anno di nascita. Questa mattina il commissario Figliuolo ha assegnato a ciascuna regione un target giornaliero di somministrazione in base alle previsioni di forniture di dosi. Noi partiamo dal 19-22 con 25.000 circa somministrazioni al giorno, per arrivare, secondo sempre le indicazioni che ci dice il commissario, il 29 di aprile alle 40.000, secondo il commissario, vaccinazioni al giorno in Veneto. Noi ci eravamo già arrivati molto vicino perché mi sembra che in una delle punte avevamo fatto 37.000. Intanto migliora anche la situazione nei reparti veneti, che permette di rivedere la riorganizzazione ambulatoriale ospedaliera per un ritorno alla normalità. Il Veneto è in fase 3, cioè è nella fase meno problematica, e se viene confermata si sblocca tutto, di fatto, in settimana.